telefona al direttore che vai a solo all'aeroporto di Venezia? No, sono qua per un altro motivo. Ho assolutamente bisogno di lei, di voi, insomma. Come di voi? Sono qua solo. Ecco, qua fuori in macchina ho 4 turisti francesi che gli ha prenotare stanze per domani all'Adriatic, ma siccome in Francia le sciopero dei benzinai, gli capitai un po' e non altri 9 camere libere. Insomma, altri dove assolutamente ospitali per stanotte. Ostia Pina, come che mi dispiace, ma non è imposto. Ma come? Non fitte sempre 2 stanze? Sì, ma le viene riservate per una famiglia di tedeschi. Bene, quando chi arriva? Mi ha telefonato qui all'agenzia che arriva in più. Ma è il cambio dei turisti, non è sempre del salvo. Se capisce che le sciopero anche domani. Là? Là non è pericolo, Augusto. Posso fare una telefonata? Papù. Pronto Valtur Viaggi? E per piacere la signora Sandra? Grazie. Sandra, buongiorno. E per piacere, vorrei farmi una cortesia? Vorrei dirmi quando che l'è previsto l'arrivo dei turisti a casa del signor Augusto? Parancuo? Ma gli ha mandato un fax. E da dove chi è? Da Monaco? Ma a che ora chi gli ha mandato il fax? Alle 10:30? Va bene, grazie Sandra, grazie, arrivederci. Ecco Augusto, è tutto risolto. Come tutto risolto? Beh, se loro gli ha mandato il fax alle 10:30 e viene a Monaco, considerando il viaggio, il caldo, i confini, i professori arrivare dopo mezzanotte e a quell'ora là mi puoi pretendere di trovare una camera e così dormirà fuori in macchina un paio di ore. Domani mattina presto e giocherai su bei stanze qua e mi sistemerò sti francesi in albergo. Ma e se i cru che arriva prima? Rispondemi e poi lui è autista, no? E sa che su un viaggio così lungo può sempre succedere qualche inconveniente, insomma, se capì, niente grave, ma una roda scusata, un piccolo guasto a macchina e subito te perde qualche ora. E cosa che dirà qui l'agenzia? Beh, gusto, vede l'agenzia, non sa niente sti qua, e così camere che sarà pagare 2 volte. Ostia Pina, come che sa fare i conti? Perché ciò, vorrei che saltesse fuori qualcosa. Va, qui sono tu. E va bene, ma so che passa no? Mi raccomando. E non sei mia fioi e posti francesi, io il voucher per domani all'Adriatico. Allora faccia Marli, ma acqua in bocca. Stia Questa casa lei è diventata una reception. Dove sta? È sempre così. D'inverno non arriva neanche un can. Appena che tacca mercato sei intassati come sarai e viva il turismo. Sì, prego, venite, prego. Ecco qui, eccoci qui. Ah, sotto da qua fine. Buongiorno signori e benvenuti da noi. E lei parla francese? No, io parlo solo italiano. Ma voi da dove venite che parlate bene italiano? E da Parigi, ma la mia mamma e il mio papà erano italiani. Ah, anche la signorina è francese. Oui, lei è un'amica di mio figlio, nata in Africa, ma la sua mamma è bianca. Ah, molto piacere, Augusto. Miriam. E questo è mio figlio René, entrambi sono all'università. Ah, Piacere. signori, desiderate qualcosa? Bevete un caffè, un bicchiere di vino?
Sì, ma appena arrivati siamo a hotel. Vabbè, allora se volete seguirmi da questa parte. Bene signori, allora vi lascio in buone mani. Tornerò qui domani mattina a prendervi verso le 10:30 per portarvi in albergo. Va bene? Sì, e a domani. Merci. Merci, merci. A domani. Au revoir, madame, Arrivederci. Scusi, ci potrebbe indicare le nostre camere? Certo, Sì? se loro vogliono venire. Via adesso vai a giocare in giardino. Sì, anzi, va a vedere se tuo padre e tua madre a finire di sistemare il garage. Ah, va bene, vai subito nonna e grazie, sa? Ti sì un buon merlo. Mia nonna piccola di sto mondo. Ah, sti nevoni, bella di verde bocca e a tutti contenti. Altro che somare, e per avere un ducato così, doveva piangere un mese a sua età. Ma non parlare di me, io patio tanta vecchia fame. E siccome ti resti 5 fratelli, e tuo padre era in guerra, la mamma, poveretta, quando che mi feia sgranar bisi, la mi feia cantare, così rimanessi tutti. E la vecchia passia per la strada diceva, Maria Vergine, quanta allegria su che a casa! Altro che allegria! Lei era fame, beh, buona! Una volta magari era altri tempi, ma non ai nevoti non sa dire, no? Oddio, gli sono arrivati. Turisti? Oh ja, Tutte marche? ja, ja. Dite? Ja, Passa, vuole? Sì? ja, ja. Ma che razza di toppeia sta quando si è arrivata che là? Ma vuoi parlare italiano? Abbastanza, madame. Ah, beh, allora sarà molto più facile capirci. Già, ma c'è qualche cosa che non le va a genio, madame? No, signora, mi va tutto bene, ma la medici, e poi scrivilo da ricerca. Stavo cercando un bicchiere con un po' di acqua. Dovrei dare a mio marito una pastiglia perché c'è un po' di acidità allo stomaco, sa, ha guidato quasi tutta la notte, adesso poverino vorrebbe riposare un po'. La capisco, signora, la Germania è così lontana. Oui, ma anche Parigi non è così vicino. Ma cosa c'entra Parigi con la Germania? Oh, ma è lei che ha tirato in ballo la Germania? E lei Parigi? Oui, mon Dieu, madame, noi siamo arrivati qui a Parigi. Ho capito. Prima di venire qua, se stai a fare qualche giorno di ferie in Germania. Vai a città Monaco. L'ho vista tante di che volte in televisione. Noi siamo nati e vissuti a Parigi. Però sei di origine tedesca. Oh, quasi così, ha ragione, sa? Allora, vedete come ti dice mi. Allora, adesso cerco di spiegarmi. Il nonno di mio marito era tedesco, ma da piccolo si è trasferito in Francia con i suoi genitori. Ah, ho capito. E allora voi, prima di venire qua, si andai a vedere dove che è nato il nonno di suo marito. No, non capisco. La capisco bene, mia signora. Viaggiare di notte scombussola il cervello. Quando è scuro, tutte le strade le precise. Ecco qua.
anche lei il bicchiere d'acqua e vada anche lei a riposare. Avremo 2 settimane di tempo per parlare di tante robe. Merci, madame. Ma anche lei lavora in albergo? Benedetta, qua è peggio di un albergo. Tutti hanno bisogno di camere e mi devo sgubare come una musa. Ah, abbia pazienza. E dirò anche troppa di pazienza. E dopo tutto si tratta solo di una notte. Cosa? Domani saranno pronte le stanze in albergo. Non è ancora arrivata e già vuoi cambiare alloggio. Ma da me dici, signora, non vi piace qua? L'agenzia mi aveva assicurato che restava 2 settimane. Ah, uè, mi piace, ma noi abbiamo prenotato un mese ad Adriati. Ma questo, Benedetta, non è Adriati. Lo so bene, è solo che oggi non erano pronte le stanze e così. E così, se vieni a sporcarmi gli zioli a me, sarete quella no. Non se la prenda male. Così ha deciso suo marito. Merci, madame. Au revoir. Grazie. Così ha deciso suo marito. Ma non capisce di niente. Gustavo! Non sa finito tutto modo. E questi devo riposarsi. Ma che razza di cine io su sta casa? Ma da dove che viene sta lei? Gli parigini. Ah, Parigi? Beh, se è parigini mi viene sicuro da preoccupare. Ma valamo? Se aspettessi una famiglia di crudi. Asa che ti spiego. Gli Mario, Moyer e il fiore con una sua amica. Si è portati qua fino all'albergo. No? Noi che dovevamo andare qui dell'agenzia, allora dove chi è? Qui arrivo io. Ti porta e arriva domani mattina. Intanto sti qua andrà via. E per stanotte. Il casaretto uno altri è in nero. Ti fa guadagnare dopo anche. Ti sei buono, ne darti via anche il melè. Proprio in garasta voi a chi mandessi? Ti sei buono di pigliare il muso là e magari mandarmi lì a dormire con tua madre. Perché salire del mare? La femmine? Guarda, piuttosto vai a dormire per cui nervi gaine. Ah dai, vecchia mia. La camera del mio madre è grande, è comoda. E dopo che ti dà la pensione del mio padre, si è comprato tutti i nuovi. Ma che si gode a tutti gli schemi. Una volta che era fuorita, erano capì sopportabili. Adesso che sta ben qua stasera, la me maltratta ogni giorno, sempre venerdì. Ne sa ben come che fa di leggi, no?